Ecco, e come ogni venerdì l'eco dei social con Claudio Petrone, stamattina in versione maga col berrettino Trump. Buongiorno direttore. E invece no, berrettino non Trump, berrettino pro America ma anti-Trump, nel senso che non dobbiamo confondere le cose, direttore. Continuiamo ad amare gli Stati Uniti, non possiamo però necessariamente condividere che sta combinando il presidente. E eco dei social, i social sono impazziti in questa settimana sia per quanto riguarda le dichiarazioni un po' strampalate del nostro ministro Tajani, che prima l'intervista l'abbiamo vista tutti sui social, ha riferito che l'Italia avesse preso una posizione, poi ha detto che non ha preso una posizione, che era quella dell'Europa, insomma ha fatto un po'... anche su Sanchez in Spagna c'è stata una cosa simile. Esattamente, però l'argomento è talmente tanto complesso e inquietante che non lo trattiamo. E parliamo di Sanremo. Che è più alla nostra portata. Che sta succedendo? Abbassiamo il livello dell'argomento. Allora, che sta succedendo? Ovviamente si parla sempre di Sal Da Vinci. Sì. Quindi c'è sui social Fiorello insieme a Biggio che se lo sta girando e controgirando da tutte le parti, e poi il vincitore di Sanremo, e poi c'è Aldo Cazzullo. Che ha detto Aldo Cazzullo, direttore? Ha detto che la canzone di Sal Da Vinci poteva stare bene in un matrimonio della camorra. Quindi l'ha toccata piano, l'ha presa con molta leggerezza. Leggerezza, e Sal Da Vinci, e quindi sui social chiaramente tra meme, tra commenti c'è stato un proliferarsi di opinioni. Quasi in larga parte contro Cazzullo, devo dire. Esattamente, però lì volevo arrivare. E io però mi permetto di spezzare una lancia in favore di Cazzullo, perché è vero, diciamo, l'ha buttata giù pesante, no? Magari io mi sarei limitato a dire canzone da Castello delle Cerimonie, ecco, forse sarebbe stato più... neanche boss delle cerimonie. Castello delle Cerimonie, diciamo così. No, boss sarebbe stato già più in linea. Però voglio dire, alla fine Cazzullo dice sostanzialmente questo, al di là di quella frase forse eccessiva, però dice alla fine Sal Da Vinci ripropone tutti gli stereotipi che in questi secoli ci siamo costruiti sull'immagine del napoletano, no? E invece Napoli è altro, e musicalmente lui parlava di Pino Daniele, personaggi della cultura come Edoardo, Totò per il cinema, insomma ha citato una serie di personaggi che hanno tenuta alta l'immagine di Napoli, fuori dagli stereotipi che invece Sal Da Vinci ripropone con il suo modo di cantare, con il testo e la musica della sua canzone, no? Sì, direttore, però siamo a Sanremo. E allora, a valle che cosa c'è? Una premessa, ma non è che noi lo prendiamo troppo sul serio Sanremo in Italia? Che alla fine stiamo parlando di uno show, non è neanche la vetrina della musica italiana, è uno show, punto e basta, no? È uno show, però rappresenta anche il paese. E allora l'effetto di questa vittoria, l'effetto di Sal Da Vinci qual è? Innanzitutto, da quello che mi consta, Sal Da Vinci non ha assolutamente risposto ad Aldo Cazzullo, nel senso che sta continuando a fare il promo post vittoria, eccetera. Ma il dato oggettivo, ragazzi miei, è che ovunque si canta la canzone vincitrice del festival, cosa che negli anni passati non è successa. Io ho visto anche fonici, registi, conduttori di questa radio essere impazziti per la canzone di Sal Da Vinci, che l'hanno ballata, che l'hanno cantata. Mi dissocio da questo. Parlo di... Allora, devo fare nome e cognome. Ciccio Casula la conosce a memoria la canzone, la ascolta, è innamorato di... Adesso si collega mi denuncia per diffamazione. Quindi il dato oggettivo qual è? Che questa canzone piace, è diventata ormai è diventata la colonna sonora di matrimoni. Questo è inevitabile, anche perché si parla di amore, c'è questo balletto, c'è questo tutto questo. Poi però nel secondo slot scopriremo l'altra faccia dei matrimoni. Esattamente. Perché fino adesso abbiamo parlato, io in primis abbiamo parlato di amore, continueremo a parlare di amore, ma da un lato e da una prospettiva diversa. Sono le 8:42, dobbiamo dare la linea alla regia per qualche minuto, poi ci ritroviamo qui in studio per parlare
diciamo di vicende in qualche modo legate alla canzone di Sal Da Vinci, o meglio agli effetti collaterali. Cosa succede dopo? Cosa succede dopo? Linea alla regia. Sal Da Vinci per sempre sì, ma Claudio Petrone ha una sorpresa, perché lui si sta preparando per il Sanremo 2030 con un nuovo brano che è il seguito di Per sempre sì e si intitolerà Ma non è sempre così. È vero. Allora, smanettando così sui social e su quello che si dice, di che cosa si parla, scopriamo che sia su TikTok che su Instagram sta girando molto un dibattito su cosa fare delle foto che si mettono appunto sui social, che si postano quando una storia d'amore finisce. Allora, ci sono 3 possibilità, secondo quanto riassunto dalla visione dei video. Mentre innanzitutto postare era già tutto previsto di Riccardo Cocciante, così c'è così la subito colonna sonora la iniziamo a mettere le cose in chiaro e cancellare tutto subito. Cioè ci si collega sul proprio profilo e tutte le foto, che poi bisogna vedere la storia che è finita, da quanto tempo dura, quindi ci sono le foto magari anche del matrimonio, le foto con i bambini, le foto delle vacanze, quindi cancellare subito tutto, foto eliminate e le storie in evidenza rimosse e anche i tag rimossi, che è un lavoro del lavoro, cioè perché bisogna anche, oltre a pensare alla sofferenza nella cancellazione, è un lavoro improbo andare a cancellare tutto. Poi c'è la seconda opzione, il piano B diciamo, che è lasciare tutto, e perché taluni dicono comunque questa storia fa parte della mia vita, nel bene e nel male, lasciamo tutto e non le andremo a rivedere, fa parte del passato, però è un passato importante. Terza opzione, che è quella più diciamo quella da X, usando quella più democristiana, diciamo, il gergo calcistico, archiviarle, tenerle lì ma non renderle pubbliche, e quindi non si vedono nel profilo ma restano salvate. Questo, oltre a essere democristiano, potrebbe essere un déjà vu di chi di chi non vuole cancellare definitivamente la storia e quindi vuole riviversi però in solitaria la storia che non c'è più. Queste sono le 3 opzioni. Oppure può essere un modo per recuperare la vecchia storia se dovesse andare male pure la nuova, insomma. Esattamente, no? Quindi lì volevo arrivare, direttore. Che cosa accade, indipendentemente dalle scelte che il proprietario del profilo andrà a fare, che cosa accade se la ex fidanzata o l'ex fidanzato, soprattutto l'ex fidanzato, dico soprattutto perché mi immedesimo io che sono estremamente geloso, chi mi conosce sa che sono vagamente sì, Piero, tengo pure questo problema, sono pure geloso, va a vedere le storie della propria compagna, dell'attuale compagna, con l'ex fidanzato della compagna, l'ex marito, perché ormai ci si sposa, ci si lascia per sempre sì, per forza sempre sì. Sai come si chiama la gelosia verso il passato della propria compagna o compagno, marito, fidanzato, eccetera? Sindrome di Rebecca. Okay. Non mi chiedere perché, ma si chiama così. Che poi si trasforma in sindrome di Stoccolma perché ci si innamora dell'attuale compagna e dell'attuale compagno. E quindi diciamo che questa opzione, quella di lasciare le foto, diventa un'opzione a mio avviso appunto pericolosa, perché il fidanzato / la fidanzata attuale potrebbe morire di gelosia, potrebbe impazzire e quindi chiedere allora se tu non le hai cancellate vuol dire che lo ami ancora. Parlo al maschile perché mi immedesimo io. E allora che succede? Si rischia con la gelosia di far terminare anche quest'altra storia, perché se si diventa troppo gelosi, chiaramente nei limiti ovviamente della gelosia sana, si può anche portare alla scocciatura del partner. Cosa succede invece secondo te se io archivio le foto, quindi me le tengo e non le rendo pubbliche? Secondo me è ancora peggio, perché il fidanzato / la fidanzata te le sei tenute perché lo ami ancora,
Però le avresti dovute cancellare, non solo. Allora tu ti difendi, dici ma io le ho cancellate, non le rendo più pubbliche. Ma tutti questi problemi esisterebbero se semplicemente si evitasse di pubblicare sui social la propria vita privata e quindi anche la propria vita sentimentale. Lo so, però quando si ama bisogna anche condividere. No, condividere l'amore, non condividere ovviamente la propria partner. Ridono dalla regia, propria partner o il proprio partner. Sai che cosa succede in questi casi quando ci si lascia eccetera? Ci sono i messaggi in codice, cioè pubblichi appunto una canzone, una rima, una cosa che in realtà, come si dice, la busta è uno ma la lettera è quell'altra. Ma quella è l'esca. Io butto un'esca su una canzone che ci ha visto innamorati, che ci ha fatto innamorare, che ci ricorda un viaggio insieme. Tu butti l'esca, quindi lasci aperta la possibilità ad un ritorno. Dalla regia ci dicono che dobbiamo chiudere. E allora ci salutiamo. Grazie Enzo, grazie per avermi ospitato. Claudio Petrone.